Euroregione.news. Fevelis, Festival per l'Unità dei Popoli. L'Associazione Armonie presenta il programma di Fevelis, Festival di lingue antiche e musiche moderne, con il presidente Mattia Mestroni. Ci troviamo qua al Kulturni Dom per presentare il progetto del Festival Fevelis, Festival di lingue antiche ma musiche moderne, che vuole promuovere i giovani talenti di un'area vasta che si viscono nelle culture che fanno parte di una regione ampia e che mette assieme quelli che erano i popoli provenienti da un antenato comune che popolava questi castellieri. I castellieri erano dei villaggi fortificati di 4.000 anni fa che erano comuni ai popoli del Veneto, del Friuli, della Croazia, della Slovenia, e che in qualche modo unisce oltre i confini della nostra regione tutte queste popolazioni. L'Associazione Armonie da anni è impegnata nel promuovere sia i talenti musicali che crescono all'interno del nostro territorio, sia a farli scoprire alle persone quella che è la storia, quella che sono le culture, le arti che nei secoli si sono succedute proprio nel territorio in cui tutti abitiamo quotidianamente, in una riscoperta anche di se stessi, della propria identità. Quest'anno questo progetto nuovo, che è realizzato in collaborazione col Comune di Veneto di Tomba, con l'associazione INIO, con tante altre associazioni, va oltre appunto i confini normali del nostro agire, che è legato al nostro territorio, che è il Medio Friuli, e vuole promuovere quella che è appunto un'identità che è quasi europea o comunque travalica i confini della nostra regione ma anche della nostra nazione. In questo senso quello che ci siamo impegnati a fare per il 24 e 25 giugno nel Castelliere di Veneto di Tomba è questo evento che mette insieme 10 gruppi provenienti dalle valli del Trentino, dalla Slovenia, dall'Austria e dal Friuli, in un unico festival dove questi gruppi si alterneranno sul palco e cercheranno di intrattenere chiunque viene ad assistere a questo festival in un evento culturale dal grande portato appunto di fratellanza e di unione di queste popolazioni, cercando appunto di tutti insieme ritrovare quel senso di unità che era comune agli abitanti di 4.000 anni fa di questi territori. A Gorizia, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.